1400 volontari, Vigili del Fuoco 250 volontari, 2400 chiamate, 10 rotture arginali sostanzialmente già quasi ripristinate, se ci metto questo quasi perché comunque c'è ancora Campo San Piero che è una rottura importante ma che è in fase di lavorazione dalle 5 di questa mattina. La macchina operativa che ha fronteggiato il maltempo ha funzionato evitando un disastro. L'ha sottolineato il presidente Zaia facendo il punto della situazione nella sede della Protezione Civile a Marghera. Una decina gli argini rotti lungo i fiumi a fronte dei 32 nel 2010, allagamenti nelle abitazioni lungo le strade, frane e la chiusura di un tratto della pedemontana. La criticità più preoccupante a Campo San Piero con la rottura dell'argine del Muson e i casi Venezia con 110 centimetri di marea ma allagata a causa del violento temporale e Castelfranco. Questo sta a dimostrare che il tema sono le bombe d'acqua e questi temporali che se ne sono susseguiti. A Castelfranco i problemi li abbiamo avuti con l'Avenale, perché per quanto riguarda il Muson, pur essendo ai limiti, il Muson anche con la cassa d'espansione, col bacino di laminazione in funzione, non è stato il responsabile dell'allegamento di Castelfranco. Fondamentale la realizzazione delle opere idrauliche. Aver fatto le opere, i bacini di laminazione, aver fatto un sacco di messa in sicurezza degli argini, oltre 2400 cantieri, ha evitato il peggio. Si consideri che abbiamo avuto piovosità di un'intensità che mai si è vista nella storia. Resta da fare sicuramente ancora opere, voglio ricordarvi che l'ho già detto con l'ultima alluvione di 3 mesi fa, che noi saremmo pronti a mettere a terra almeno 1 miliardo di euro di opere, soprattutto di rinforzi arginali, ve l'ho detto in tempi non sospetti 3 mesi fa e penso che questo Paese dovrebbe scegliere il modello Veneto, un piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico. Inutile andare avanti a pagare danni, è meglio pagare opere. Zaia poi lancia un messaggio ai cittadini. Si documentino i danni, quindi si facciano le fotografie, se si fanno spese si mettano da parte le ricevute, si raccolga tutto questo materiale, si porta, il Comune ne farà una raccolta per le singole posizioni, dopodiché i diversi comuni le portano in Regione, la Regione redigerà quello che è il piano di richiesta dei danni a livello nazionale. Cosa ci si dovrà aspettare nelle prossime ore? Qualche piccola precipitazione nelle prossime ore, ma non degne di nota e molto localizzate, che quindi non creeranno danni in generale. E martedì ci sarà un altro evento, sicuramente meno impattante rispetto a quelli che abbiamo avuto nelle ore trascorse, quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente io sottolineo la tempestività degli interventi. Resta però l'allerta fino alle 14 di sabato nei bacini del Basso Brenta, Bacchiglione e Basso Piave, Sile, bacino scolante in laguna per il transito del colmo di piena.